Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Quando uno nasce guerriero non ce n'è per nessuno e lui con i suoi 2 anni e mezzo lo sta dimostrando già da tempo. Il nostro piccolo Joe è stato sottoposto a 5 ore e mezza di intervento solo giovedì scorso nella clinica in Florida del professor Paley, il luminare che sta seguendo lo strepitoso bimbo di Piazzola. In pochi giorni, guardate che roba, si alza in piedi, gioca, è implacabile, senza paura, con la sfrontatezza e quel senso di potere assoluto che solo i bambini hanno, la conferma direttamente da mamma Erika. Giovanni, è inutile farvelo presente, è impossibile tenerlo fermo, ha già imparato a mettersi in piedi, anche se ancora non può. Una buona notizia che conferma ancora una volta la grinta di questo cucciolo. Giovanni non è più sotto antidolorifici forti perché è un bambino fortissimo, sopporta bene il dolore, non si lamenta mai, ci fa passare qualche notte in bianco perché vuole passeggiare, ma ci è andata benissimo, è veramente un bambino forte. E resteremo in piedi e resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Intanto è iniziata la fisioterapia. Stiamo aspettando che mettano finalmente a Giovanni il rialzo per poter camminare. Stamattina abbiamo fatto fisioterapia, 1 oretta, e dove ci hanno spiegato quali movimenti fargli fare alla gamba, i massaggi da fare per allungare i muscoli e tutto quanto, in attesa di procedere con l'allungamento che inizierà giovedì. C'è gioia e c'è commozione nelle parole di Erika, c'è tutto l'amore possibile di una mamma il cui cuore batte nel vedere che quello che credeva solo un sogno è ormai una realtà resa possibile grazie a tutti voi telespettatori che siete stati parte fondamentale di questa battaglia contro il tempo, ed è a tutti voi che Erika si rivolge. Ciao a tutti e grazie ancora che continuate a seguirci. Io sono un guerriero e troverò le forze, lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre